Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Risponde a un annuncio e si ritrova in una trappola. Palagonia nel catanese, una romena pensa di ottenere un lavoro come badante, ma viene sequestrata e violentata per un mese dal padrone di casa. Omicidio di Paolo Taormina, per gli investigatori la rissa era un paravento per uccidere. Dopo la morte della vittima, Maranzano e i suoi amici sono andati a bere una birra al Borgo Vecchio. Il finto rapimento e l'omicidio della piccola Elena Mascalucia, la madre Martina Patti già condannata a 30 anni in primo grado, secondo i periti del Tribunale di Catania, potrà sostenere il processo in appello per esclusione del parziale vizio di mente. Chiede giustizia alla famiglia di Marianna Bello, inghiottita dal fango e morta a Favara. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Le lunghe liste d'attesa nella sanità in Sicilia accendono lo scontro all'interno della Lega. Raffaele Stancanelli dice il turismo sanitario nell'isola è un problema di lunga data. Al via anche a Catania la conta europea dei senza fissa dimora. In città sono circa 70 le persone che vivono in strada. Il 2030 come obiettivo per l'azzeramento dei clochard. Calcio, ondata di entusiasmo in casa Catania, la squadra cresce e attende il Benevento per il nuovo big match, fase delicata per Trapani e Siracusa. Trovati, orrore nel catanese, esattamente a Palagonia. Una romena di 44 anni risponde a un annuncio come badante. Si ritrova in una casa dove non c'è nessuna anziana, nessun anziano da accudire e si ritrova sequestrata e violentata per un mese di seguito dal 60enne padrone di casa che faceva così per trovare una donna da abusare. Desiree Ferlito. Risponde a un annuncio per badante, ma è una trappola sessuale. La donna finisce preda di un orco, un 60enne che prima la sequestra in casa e poi la violenta per un mese. Sembra la trama di un thriller, ma è successo davvero a Palagonia, in provincia di Catania. Protagonista di quest'incubo, una romena di 44 anni in cerca di lavoro, che avrebbe dovuto accudire un anziano. Ma l'annuncio era solo un pretesto per trovare una donna da abusare. A rivelarlo lo stesso aguzzino, non c'è nessun anziano da accudire, avrebbe detto alla donna che si era recata all'appuntamento per un colloquio di lavoro. La 44enne non ha avuto il tempo di scappare, l'aguzzino l'ha immediatamente privata del cellulare per evitare che potesse chiedere aiuto. Per un mese la donna, madre di una bambina di 12 anni, sarebbe stata chiusa in casa, violentata e picchiata. L'occasione di fuggire si è materializzata quando il 60enne è uscito da casa senza il cellulare, dal quale la donna ha inviato un messaggio di aiuto a una sua amica, che ha avvertito i carabinieri, ai quali l'uomo ha dichiarato di vivere in compagnia della propria convivente. Ma a quel punto la vittima è corsa dai militari chiedendo aiuto. Le visite mediche all'ospedale di Caltagirone, cui la romena è stata sottoposta, hanno accertato la compatibilità delle lesioni fisiche e psicologiche con la violenza sessuale. L'uomo arrestato in flagranza di reato è stato arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona. L'omicidio di Paolo Taormina a Palermo, i sospetti degli investigatori si incentrano sempre più sul fatto che la rissa sia stata semplicemente un paravento per l'omicidio. Sentiamo Marco Gullà. Gli investigatori che lavorano incessantemente sull'omicidio di Paolo Taormina hanno un sospetto, ovvero che la discussione che avrebbe spinto il 21enne a uscire fuori dal locale della sua famiglia sia stata una trappola. Quindi nessuna rissa, nessuna lite, ma solo una finta discussione per indurre la vittima ad andare all'esterno del pub. E quanto ipotizzano gli inquirenti che stanno cercando di mettere insieme gli ultimi tasselli dell'omicidio del 21enne assassinato la notte tra l'11 e il 18 ottobre nel cuore della movida palermitana. Significative potrebbero essere le dichiarazioni proprio del ragazzo picchiato, un testimone chiave. Le immagini delle videocamere della zona raccontano una storia diversa da quello che è emerso fino adesso, perché i protagonisti della presunta rissa, compreso il giovane che sarebbe stato preso a schiaffi dagli amici dell'omicida, fino a un attimo prima dell'intervento di Taormina ridevano e chiacchieravano. Se l'ipotesi fosse confermata, Maranzano rischierebbe anche l'aggravante della premeditazione,
oltre a quella dei futili motivi che già gli è stata contestata. Intanto, dopo l'omicidio, il 28enne dello Zen, assieme ad altri amici, si sono recati in un chiosco del Borgo Vecchio a bere una birra. Poi Maranzano è andato a casa della madre, a cui avrebbe confessato l'assassinio, e poi nell'abitazione della compagna, dove l'hanno trovato i carabinieri. Adesso torniamo all'uccisione della piccola Elena Mascalucia. La mamma Martina Patti, già condannata a 30 anni in primo grado per l'uccisione della figlia, potrà, secondo i periti del Tribunale di Catania, sostenere il processo in appello. È quanto appunto è emerso proprio quest'oggi e proviamo a ricordare quella vicenda orribile nel servizio di Desiree Ferlito. Uccise la figlia Elena di appena 4 anni a Mascalucia e finse il sequestro. Per i periti Martina Patti è imputabile. Per gli psichiatri nominati dalla Corte d'Assise d'Appello, la donna, già condannata in primo grado nel 2024 a 30 anni di reclusione, al momento dell'omicidio era infatti capace di intendere e di volere. Ha un disturbo della personalità non grave, ma può partecipare coscientemente al processo. Di sicuro l'imputata, scrivono i periti, ha mantenuto un sufficiente livello di coscienza e di consapevolezza critica delle proprie azioni immediatamente dopo l'omicidio. Subito dopo si recò a casa per lavarsi e cambiarsi d'abito. A seguire telefonò alle persone significative. Non mostrò mai disorientamento o confusione. Successivamente guidò sino a casa dei genitori per poi fornire una falsa ricostruzione. Per i due periti non ci sono elementi per ipotizzare la sussistenza di un disturbo di coscienza anche temporaneo. Il processo è stato aggiornato al prossimo 4 novembre. Il giorno dopo la morte sul lavoro dell'operaio congolese a San Giovanni la Punta nel Catanese, chi lo conosceva lo descrive come una persona altruista che aveva fatto 1000 lavori. Giusy Lazzara. Romano era una persona sempre col sorriso, sempre, anche nelle situazioni peggiori io l'ho sempre visto sorridente, lui e sua moglie e suo figlio che oggi ha 21 anni. Uno che si spendeva per gli altri. Lo chiamavano tutti Romano. Romain Lang Supasi 20 anni fa era arrivato a Catania dal Congo. Ieri è morto schiacciato da un'enorme lastra di vetro mentre lavorava in un'azienda a San Giovanni la Punta nel Catanese. Con lui è rimasto ferito un altro operaio ricoverato al Policlinico per la frattura della tibia, ma non è in pericolo di vita. Romano aveva fatto di tutto dal lavapiatti al manovale e viveva la precarietà dell'operaio occasionale. Ma si deve capire, sarà l'indagine avviata dalla Procura di Catania, da chi era stato assunto, se dalla vetreria o dall'azienda di tende di Tre Mestieri Etneo, e si dovrà anche accertare se ci saranno state responsabilità da parte di queste aziende. Poi c'è il nodo della sicurezza che pesa sulle morti sul lavoro, 15 solo a Catania dall'inizio dell'anno. Diciamo che abbiamo una situazione di illegalità diffusa, ma non solo in tutti i settori. Gli imprenditori vedono la sicurezza come un costo accessorio. Più volte il Presidente della Repubblica Mattarella ha ammonito di non arrendersi di fronte alla sequela di incidenti e decessi ed è urgente intervenire. I sindacati con la UIL chiedono che bisogna aiutare anche i familiari delle vittime di questa strage quotidiana. A Catania un deposito di droga è stato scoperto dalla polizia nel quartiere San Cristoforo durante un'attività di controllo del territorio. Arrestato un catanese di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato con 30 kg di marijuana per un valore di circa 300.000 euro. Si stima che il giro di affari illegale abbia fruttato 1,5 milioni di euro. Andiamo a Favara adesso, dove la famiglia di Marianna Bello, la giovane mamma travolta dalla furia dell'acqua, chiede di accertare ogni responsabilità, e la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Davide Sardo. A Favara resta la richiesta di verità. La famiglia di Marianna Bello, la giovane mamma travolta dalla furia dell'acqua il 1° ottobre, attraverso il proprio legale, chiede che si faccia piena luce sulla tragedia. L'avvocato Salvatore Cusumano, insieme al marito e alla sorella di Marianna, aveva già sottolineato in conferenza stampa l'esigenza di accertare eventuali responsabilità, non fermandosi al dolore, ma comprendendo le cause e le eventuali omissioni che potrebbero aver contribuito alla tragedia. Ringraziamo anche il procuratore capo per il suo intervento, per il suo arrivo sui luoghi, perché credo che sia fondamentale
rinvenire i responsabili di tutto ciò, capire se effettivamente l'allerta gialla era un'allerta gialla, doveva essere un'allerta rossa, e quindi capire se ci sono eventuali responsabili all'interno della protezione civile regionale, e capire poi soprattutto se negli anni il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Secondo le prime verifiche, al momento della tragedia le grate del convogliatore erano aperte e proprio da lì l'acqua avrebbe travolto la giovane mamma. Una indagine complessa che dovrà stabilire se quella tragedia poteva essere evitata e se vi siano responsabilità umane dietro la furia dell'acqua che ha spezzato la vita di Marianna Bello. E adesso cambiamo argomento. Ha preso il via questa mattina a Ragusa il processo Mare Ionio. Sul banco degli imputati 6 attivisti dell'omonima nave dell'organizzazione mediterranea Saving Humans, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Veronica Barbarino. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è l'accusa contestata ai 6 attivisti della Mare Ionio, nave della Mediterranea Saving Human, che 5 anni fa salvarono 27 naufraghi rimasti bloccati per 38 giorni a bordo della petroliera danese Maersk Etienne e poi sbarcati a Pozzallo nel Ragusano. L'udienza di oggi riaccende il dibattito sul confine tra solidarietà e reato. A far scattare l'inchiesta, lo ricordiamo, la donazione di 125.000 euro che la compagnia danese fece 3 mesi dopo a sostegno del soccorso civile in mare. La ONG respinge ogni accusa e parla di una macchina del fango contro chi salva vite umane. Le eccezioni di questa mattina, sollevate finalmente davanti a un giudice, consentono anche di capire come è nato marcio questo processo, quanto sia una volontà politica e non una questione di diritto quello che sta accadendo. Noi siamo processati perché soccorriamo persone in mare. Solidarietà e vicinanza ai 6 imputati arriva da Mediterranea, Libera e CGIL Sicilia, presenti in aula. Siamo accanto a Mediterranea perché riteniamo che questo sia un processo fortemente ingiusto. A mare ci sono vite umane da salvare. La CGIL sarà sempre accanto a coloro i quali salvano le vite umane. Se l'umanità è reato e la disumanità è ragione di Stato, siamo alla fine dell'etica. Stiamo abdicando a tutti i principi della democrazia e della nostra Costituzione. Il processo Mare Ionio si preannuncia lungo e complesso, ma importante per stabilire se salvare vite in mare possa davvero essere un reato. Le lunghe liste di attesa nella sanità in Sicilia accendono lo scontro all'interno della Lega. Zaia attacca il governo Schifani, nel dialogo si inserisce anche Raffaele Stancanelli, ma sentiamo Adelaide Barbagallo. I ritardi e le lunghe liste di attesa nella sanità in Sicilia accendono il dibattito e lo scontro politico all'interno della Lega. Ad innescare la miccia è il caso di 2 coniugi di Gela che si sono trasferiti a Treviso per avere cure tempestive per un linfoma. È immorale chi amministra, attacca il leghista e governatore del Veneto Luca Zaia, qualche domanda se la dovrebbe pure fare. Il presidente della regione Schifani tace, al suo posto risponde il vicepresidente Luca Sammartino, uomo della Lega. Ricordo a Zaia che molti medici che operano in Veneto sono siciliani e che nel periodo di Covid gli ospedali del sud, mentre quelli del nord scoppiavano, hanno curato i loro pazienti. Sulla questione interviene da Bruxelles l'eurodeputato Raffaele Stancanelli. Noi siciliani dovremmo essere preoccupati perché questo turismo sanitario che costa moltissimo alla regione e che non risolve i problemi anche dei pendolari, per cui ha posto un problema serio di cui i governi dovrebbero prendere atto e non è un problema di questo o dell'altro governo. Purtroppo il turismo sanitario in Sicilia, che costa, ripeto, moltissimo, è un problema che risale a tanti e tanti anni. Lo scontro, tutto politico, si consuma all'interno della Lega e vede contrapposti i puristi del ritorno alle origini, le cui radici sono al nord, e il partito ampio e nazionale voluto da Salvini. I movimenti o le strategie, potremmo dire, di Cateno De Luca, che a Messina annuncia già il candidato sindaco per il 2027, ma senza escludere elezioni anticipate. Una scelta che impatterebbe anche sulle strategie regionali. Francesco Triolo.
A Messina è stata considerata quasi una sorpresa. Federico Basile sarà ancora il candidato sindaco di Sud Chiama Nord, il partito di Cateno De Luca. Correrà per la riconferma e dalle voci circolate nelle ultime settimane non era una cosa scontata, non perché non avesse fatto bene, ma perché si faceva insistente l'ipotesi che De Luca potesse essere il candidato a tornare sulla poltrona di sindaco di Messina con Basile dirottato a Palermo. Così non sarà, almeno stando alle parole di oggi, e De Luca lancia un messaggio anche agli alleati. Chi ci vuole stare ci sta in quest'ottica, non c'è nessuna seduta spiritica che può essere tradotta in termini pratici in trattative politiche che possa riguardare la città di Messina. Messina non si tocca, lo sguardo è già rivolto al 2027, anche se la possibilità che le elezioni possano tenersi prima non è da scartare. Non mettiamo limite alla provvidenza, noi abbiamo anche già lanciato la strategia di organizzazione elettorale, perché è ovvio che in ambito regionale e nazionale ci possono essere dinamiche che magari possono portare anche Messina ad elezioni anticipate. E per questo sono state già annunciate 2 delle 5 liste che sosterranno Basile, se non è già campagna elettorale. Questa gli somiglia tantissimo. Adesso c'è una pausa, ci fermiamo e poi torneremo per andare a Catania, dove è stata eseguita la conta dei senza fissa dimora. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, partita a Catania, anche a Catania, la conta europea dei senza fissa dimora. In città sono circa 70 le persone che vivono in strada, il servizio. Al calare della sera a Catania un centinaio di volontari distribuiti in squadre sono partiti alla ricerca dei senza tetto. Cartine in mano perlustrano aree specifiche. La città per il secondo anno partecipa alla conta europea delle persone senza dimora. Obiettivo: azzerare entro il 2030 il fenomeno di quanti vivono per strada. Sono circa 70 le persone che vivono in giacigli di fortuna. Ci uniamo alla squadra che si è data appuntamento alla locanda del Samaritano. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Università di Catania. Per noi è importante come amministrazione comunale perché ci orienta a quelle che sono la lettura del bisogno che noi conosciamo. Molti volontari conoscono già alcuni senza fissa dimora. Noi seguiamo i soggetti più fragili, quindi anche i malati mentali, cercando di tutelarli anche con la nomina dell'amministratore di sostegno. Si parte. Ci dirigiamo con i volontari della Croce Rossa e del Centro Astalli alla Villa Bellini, per poi perlustrare le vie adiacenti. C'è un questionario da compilare, ma non tutti i senza fissa dimora hanno voglia di rispondere alle domande dei volontari. In certi casi è possibile con molta delicatezza, sempre, senza nessuna pressione. E in altri è molto più difficile anche per le condizioni oggettive a volte delle persone. Nessun senza fissa dimora è stato trovato alla villa. In via Etnea, quando ancora i negozi sono aperti, qualcuno già dorme, altri hanno appena sistemato il loro giaciglio. Un percorso itinerante laddove offerta di lavoro e la richiesta appunto del lavoro stesso cercano di coniugarsi tra corsi e colloqui. A Palermo arriva C'è posto per te. Sentiamo Marco Gullà. C'è posto per te. La campagna itinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia ha fatto tappa a Palermo. Un modo per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. E a Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, i giovani erano davvero tanti. C'è posto per te è un modo per avvicinare il lavoro alle persone e le persone al lavoro, rendendo l'accesso alle opportunità occupazionali più diretto, inclusivo e partecipato. Una campagna di informazione e di opportunità, di conoscenza di opportunità per tutti i giovani, per le donne, per tutte le persone che sono in cerca di lavoro. I nostri giovani sono la nostra speranza e soprattutto vogliamo disintermediare la offerta di lavoro dalla domanda. E già tanti giovani sono in fila per il proprio futuro. Per voi fra qualche anno si aprirà il mondo del lavoro, cosa vi piacerebbe fare? Non lo so.
No, ancora non lo so, lo devo decidere. Puoi montare modem nelle case, per esempio, mi piacerebbe, o aggiustare computer. Particolare attenzione rivolta a giovani, donne e disoccupati, con l'obiettivo di sensibilizzarli sulle opportunità lavorative. I ragazzi hanno le idee chiare, senza quindi l'istruzione, senza quindi una formazione quindi adeguata non si va da nessuna parte. Ovviamente non hanno quindi delle ristrettezze territoriali, sanno che qua quindi possono quindi imparare un lavoro e sicuramente hanno tanto voglia quindi di crescere e di diciamo rimanere qui o andare altrove. C'è un'altra pausa, poi torniamo con il calcio, cominceremo con il momento davvero positivo per il Catania, tra poco. Siamo al calcio, momento certamente positivo per il Catania, la squadra dà segnali di grande crescita e attende il Benevento per un ennesimo big match. Sentiamo Marco Carli. Le immagini del Massimino stracolmo con la Salernitana sono ancora negli occhi di tutti e già Catania si prepara a fare il bis. Con il Benevento si vedrà lo stesso scenario, i biglietti delle due curve sono già andati esauriti e la Lega Pro fa bene sui propri canali social a sottolineare il colpo d'occhio inusuale per la C, ma anche per molte piazze di B e di Serie A. E il Massimino sarà fra gli stadi che ospiterà dal 12 al 18 novembre il gruppo 9 della prima fase della qualificazione all'Europeo Under 19. L'Italia debutterà mercoledì 12 allo stadio AC Galatea di Acirale contro la Moldova, per poi affrontare sabato 15 la Bosnia-Erzegovina e martedì 18 la Polonia, proprio a Catania. Insomma, la febbre di grande calcio avvolge la città da sempre. Toscano ha notato ancora di più con la Salernitana quanto sia decisivo l'intento comune, quello che in questo momento sembra evidente anche nella sua squadra. Una squadra che dopo il recupero di alcuni infortunati ha alzato il livello in modo esponenziale. È tornato Rolfini e ha fatto vedere di essere un giocatore con caratteristiche diverse rispetto alle altre punte. C'è Aloi, guardare per credere come è entrato in campo con la Salernitana. Torna Caturano che dovrebbe essere impiegabile con il Benevento. C'è Gherardi che ha l'accordo per il prolungamento e poi c'è la società che continua a mostrare interesse per Torre del Grifo e dopo la call di lunedì pensa a formulare un rilancio, scadenza giovedì alle 12. Qualora una delle due parti, l'altra è la società Aurora, dovesse depositare un'offerta nell'ultimo quarto d'ora, si darebbe l'opportunità di 60 minuti di tempo per presentare un eventuale ultimo rilancio. Dal 24 al 30 anche altri soggetti potranno formulare una nuova offerta a patto che sia almeno del 10% superiore a quella del prezzo di aggiudicazione. Adesso aggiornamenti per quanto riguarda il Catania. Il centrocampista rossazzurro Alessandro Raimo si è sottoposto a ulteriori controlli medici che hanno scongiurato il rischio di un intervento chirurgico. L'atleta seguirà un percorso personalizzato di riabilitazione dopo il serio trauma distorsivo al ginocchio destro subito nel corso di un allenamento. Ancora il calcio di Serie C non va benissimo in questo momento, il momento è più che delicato per Trapani e soprattutto per il Siracusa. Sentiamo. Un momento delicato quello del Siracusa, i punti non rispecchiano il gioco della squadra, la classifica sta diventando sempre più pesante, 9 sconfitte in 10 partite, 4 consecutive nelle ultime 4, una difficoltà che la società sta cercando di affrontare tra le 4 mura dello spogliatoio, cercando di compattarsi. Del resto la squadra gioca, anche a Caserta ci sono stati episodi che hanno indirizzato la gara in maniera diversa. Il presidente Alessandro Ricci ha confermato la fiducia a Marco Turati nella speranza che prima o poi il vento cambi e in attesa di gennaio, quando qualcosa sul mercato andrà necessariamente fatta. La partita di sabato contro il Casarano, una delle formazioni che meglio ha fatto in questo avvio di torneo, può essere il grimaldello per cambiare rotta. Se la panchina di Turati al momento non è a rischio, a Trapani non può dirsi altrettanto per quella di Aronica. La sconfitta contro l'Atalanta è stata una brutta botta perché il successo di Cava sembrava aver messo da parte il periodo no dei Granata. Domenica arriva il Cerignola, c'è l'occasione per il sorpasso in classifica che non si può fallire. La speranza è quella di recuperare l'attaccante Vasquez anche per dare respiro a Grandolfo. Secondo alcune voci, proprio la partita contro il Cerignola potrebbe essere decisiva per le sorti di Aronica. Ed è tutto, il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buona serata.